Buongiorno amici, eccomi qua, sono Franco Tosini, responsabile del centro sperimentale ortofloricolo Po di Tramontana di Veneto Agricoltura. Questa mattina siamo una serra dedicata al peperone allevato, coltivato con i sistemi di agricoltura biologica. Abbiamo con noi il tecnico della cooperativa Spazio Dario Florian e il tecnico del gruppo Geofin Bioplanet Maurizio Poletti. Con loro stiamo monitorando la coltura e quindi valutare eventuali problematiche e criticità che ci sono in questo momento. Adesso lascio la parola a Maurizio che ci illustrerà una criticità che è in parte risolta, ma proprio per questo non bisogna ovviamente lasciar perdere, lasciar correre, bisogna tenerla continuamente sotto controllo. Prego Maurizio. Sì, siamo appunto in questa serra gestita in agricoltura biologica. Abbiamo fatto, per fare una piccola cronistoria di quello che è accaduto, lanci contro il tripide, in particolare abbiamo lanciato l'Orius levigatus, abbiamo lanciato l'Ambliseus cucumeris, abbiamo un buonissimo controllo dal punto di vista del tripide. Stiamo facendo una lunga battaglia contro l'afide da molti mesi. Abbiamo affrontato la lotta all'afide utilizzando un parassitoide, l'Hymenoptera parassitoide Aphidius colemani, che ha dato un ottimo controllo, ha dato un ottimo risponso di attività di controllo biologico. Ma ancora l'attività dell'afide però persiste. Non dimentichiamo che siamo appunto in regime di agricoltura biologica, quindi le uniche nostre armi sono i mezzi biologici. C'è stato un buon controllo, lo vediamo anche da questi sintomi. Se vedete questa pianta ci sono degli accartocciamenti legati alle punture di questo afide, però vedete l'apice vegetativo sta riprendendo, per cui è un attacco di afide che, diciamo così, è stato fin qui controllato. Guardate anche questo apice completamente pulito. Però dal monitoraggio fatto oggi riscontriamo ancora una presenza di afide. Quindi cosa facciamo oggi? L'Aphidius colemani è stato già introdotto e sta facendo il suo egregio lavoro. Abbiamo pensato di fare una seconda introduzione di Chrysoperla carnea. Questo è appunto il contenitore che contiene 1000 individui larvali di Chrysopa carnea. E appunto facciamo questo lancio di queste larve di Chrysoperla carnea, che è un predatore in questo caso, per cercare di ridurre ulteriormente la popolazione di afide. In questo momento mi accingo alla distribuzione del materiale. Ecco, comincio subito con la distribuzione di questo materiale. Vedete, c'è un materiale disperdente. All'interno di questo materiale disperdente sono presenti le larve di secondità di Chrysoperla carnea, che io vado proprio in questo modo a distribuire sulle foglie per, ripeto, dare un ulteriore contributo al controllo biologico dell'afide. Ringraziamo Maurizio Poletti per la splendida delucidazione e descrizione del momento fitosanitario della cultura di peperone biologico. Passiamo la parola al tecnico Dario Florian della cooperativa Spazio che ci fa vedere un afide parassitizzato. Prego Dario. Buongiorno a tutti, possiamo vedere in questa foglia una mummia di afide parassitizzato dalla Aphidius colemani, e in questa mummia si può anche notare il foro d'uscita dell'imenottero. Ecco qua, come avete visto, questa mummia parassitizzata, quindi il bel lavoro che questo parassitoide ha fatto, Aphidius colemani, che ci risolve tanti problemi.